Ciao Marco, ho visto il video di augurio e di saluto che hai mandato ai nostri ragazzi e posso condividerlo anche con tutte quante le nostre famiglie? Donaldo, buongiorno, ciao, guarda, sì, puoi condividerlo assolutamente, mi fa piacere. Abbiamo ricevuto tanto quando siamo venuti a trovarvi da voi, quindi qualsiasi cosa faccio il possibile per aiutarsi a fare qualcosa a distanza, così. E intanto ti mando un grande abbraccio e un caro saluto. Ma basta così, che non siamo nati per starcene qui, ma per partire da qui. Che questa è la crisi di un mondo malato, che un po' ci ha fregato, ma poi ci ha svegliato. Il passato è lezione, il futuro è missione, lasciato per noi. Generazione in braccio al vento, che cerca giustizia e riprende il suo tempo. Generazione oltre la crisi mondiale, chiamata a riguardarsi dentro e ad inventare. Ricominciare e a pregare e poi inventare con l'amore come stella polare. Ciao ragazzi, vi faccio un grande saluto. Dopo il 31 gennaio, quando ci siamo visti per il concerto da voi, adesso stiamo tutti passando questa emergenza, quindi siamo qua tutti in casa e io volentieri ho accettato questo invito di Donaldo a farvi i miei saluti e l'ho fatto con questa canzone che abbiamo suonato anche quella mattina. Ne ho fatto un piccolo pezzo, Generazione oltre la crisi. Ecco, questa stiamo attraversando sicuramente un momento storico senza precedenti, che appunto ha bisogno della vostra creatività, della vostra energia. Fatevi trovare pronti per quello che ci sarà da ricostruire dopo questo momento di difficoltà. Ecco, questa difficoltà magari ha messo in nudo tanti aspetti di un mondo che non era solidale, di un mondo basato sul consumismo che poi finiva per consumare anche le persone, tutto al primo posto il consumo di oggetti, di beni, di divertimenti fino a se stessi, ecco, quindi riprendere quel silenzio che poi nella preghiera, il buon Dio fa nascere nella creatività del cuore di ognuno di voi un modo nuovo, più bello di fare le cose. Credo che sia la chiave per affrontare bene questo periodo di pausa, che sicuramente dà tante privazioni, ma dà anche la possibilità di lavorare su se stessi per poi portare al mondo, fare al mondo il dono di voi stessi quando poi bisognerà ripartire, capire bene il dono dei familiari che ognuno è vicino, del proprio nucleo familiare, ecco, e riprendere quelle cose essenziali della vita che magari i racconti dei nostri nonni ci raccontavano, magari neanche nel dopoguerra, quando sono chiamati a ricostruire mettendosi insieme. Ecco che magari andando avanti tanto veloce questo mondo stava perdendo, quindi bisogna, come dire, ritornare un passo indietro, riprendere le cose importanti e poi avere la creatività per inventarne le nuove e poter costruire un mondo sempre migliore per essere oltre questa crisi. E, insomma, ognuno di voi è un dono, è unico, e quindi con questa canzone vi faccio gli auguri di una buona quarantena, che sia davvero buona nonostante la difficoltà e le privazioni che questa ci crea, per poi poter ripartire alla grande. Vi porto i saluti del resto della band, Controtempo, e davvero speriamo di potervi venire a trovare presto di nuovo. Un abbraccio ragazzi, ciao, ciao.